La squadra degli Emirati Arabi è stata la padrona indiscussa dei campionati mondiali Endurance Under 21 che si sono tenuti in Italia a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Nel paese arabo la passione per questo sport coinvolge l'intero paese, a partire dai principi che sostengono il loro team con investimenti economici di rilievo. Investimenti che hanno portato gli Emirati Arabi a classificarsi ai primi posti sia nella gara a squadre che nell'individuale. Complimenti per la grande vincita. A chi vuoi regalare le tue medaglie? Al nostro popolo negli Emirati Arabi e al nostro principe Mohammed. Successo emiratino anche nella gara internazionale di domenica, sempre sulla distanza dei 120 km. And the winner in the finish line is Mansour Saad Walid Al-Farezi. الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم هذا توفيق من رب العالمين. Questa avventura è un dono di Dio e la regalo al nostro principe Sheikh Mohammed Ben Rashid e al nostro principe Sheikh Hadman Ben Mohammed, perché entrambi ci hanno sostenuto e hanno supportato la nostra partecipazione degli Emirati Arabi a questa competizione con orgoglio, al fine di tenere alta la nostra bandiera in giro per il mondo, e grazie a Dio siamo stati all'altezza delle aspettative, ottenendo grandi risultati, vincendo tutti i primi posti in assoluto qui in Italia. Di sicuro hai incontrato delle difficoltà nel raggiungere questo grande traguardo. Non esiste una competizione senza difficoltà. Abbiamo affrontato alcuni momenti difficili durante la gara, soprattutto in alcuni tratti del percorso, però avevamo sempre il nostro obiettivo davanti ai nostri occhi, perché, come ha sempre detto il nostro principe, il secondo posto non è mai il posto dei vincitori. Quelli che vogliono vincere devono prendere sempre il primo posto. Non da meno è stata la squadra femminile degli Emirati Arabi, che hanno piazzato al primo e al secondo posto due binomi nella categoria Ladies della gara internazionale di domenica. Congratulazioni per la tua vittoria. Sono felice di aver avuto l'onore di portare la bandiera del nostro paese e non sono l'unica, visto che abbiamo conquistato il primo, il secondo e il terzo posto in classifica. A chi vuoi dedicare questa grande vittoria? Di sicuro la regalo al nostro principe Sheikh Mohammed Ben Rashid e al popolo degli Emirati Arabi. Sei rimasta soddisfatta dell'organizzazione della competizione? Sinceramente, sono stati professionali tutti ed è stato tutto perfetto e anche le indicazioni sulla gara sono state molto chiare. In generale posso dire di essere soddisfatta. Ti ringrazio tanto e rinnovo le mie congratulazioni per la tua vittoria. È un onore non solo per il tuo paese ma per tutte le donne arabe. Grazie davvero. Oggi la squadra degli Emirati ha conquistato una medaglia d'oro nell'individuale, il primo e il secondo posto. Questo è un grande successo per noi, perché è la prima volta che vinciamo così tante medaglie. Sappiamo che lei ha vinto la Coppa del Mondo diverse volte e vi state preparando per la prossima. Ci può anticipare qualcosa? Sì. Abbiamo vinto la prima volta la Coppa del Mondo nel 2002, la seconda in Normandia con il nostro principe Hadman Ben Mohammed e la nostra cavalla Yamama. Grazie mille, spero che siate sempre l'orgoglio del vostro paese anche in futuro. Grazie a voi, all'organizzazione, ai responsabili e alla vostra rete televisiva italiana. È la quarta volta che i mondiali Endurance Under 21 vengono organizzati a Valeggio sul Mincio, all'interno del Parco Sigurtà. Lei personalmente che difficoltà hai trovato con tutta questa quantità di persone da diverse culture, da diversi paesi? Ma io credo che più di difficoltà è stato per noi un arricchimento, come sempre. Quando c'è un confronto è sempre un motivo di crescita, per cercare di essere sempre, diciamo così, utili e essere sempre nelle condizioni di poter comprendere le esigenze degli altri e cercare di, per quanto possibile, soddisfarle. Un'organizzazione impeccabile, come confermato dal commissario tecnico della Federazione degli Emirati Arabi. Grazie a tutti, questo è un grande successo per gli Emirati Arabi per aver ottenuto i primi posti. Come trova questo evento, data la sua esperienza mondiale?
È un'organizzazione fantastica, soprattutto il supporto di Maidan e della città di Verona, e grazie a voi. Come ha trovato l'organizzazione di questo evento? L'organizzazione è stata curata, c'era una grande quantità di cavalli e molti partecipanti. Sono venuto molte volte in Italia, ma questa è la prima volta che partecipo a questo tipo di competizione. L'endurance ha sicuramente nei paesi medio orientali il bacino maggiore di praticanti, ma nei paesi europei il numero degli appassionati sta via via crescendo e le presenze di spettatori in questo weekend di gare al Parco Sigurtà è la conferma che anche in Italia questo sport sta affascinando sempre più persone. È fantastico, se paragoniamo l'ultimo campionato mondiale in Cile. Aggiungiamo che qui i partecipanti provengono da diverse parti del mondo, dall'America all'Asia. Questo è un bel successo, soprattutto per i giovani e per il nostro sport. La Spagna è stato l'unico paese europeo che è riuscito a rompere lo strapotere dei paesi arabi. Sono molto contenta, non me lo aspettavo. È un livello molto alto. La nostra squadra è sempre stata unita ed insieme abbiamo raggiunto lo scopo. Siamo molto contenti di ciò. Una 2 giorni che ha visto gareggiare i migliori binomi al mondo del settore giovanile, per un'edizione dei campionati che rimarrà nella storia di questa disciplina.